Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Anche noi siamo in diretta, quindi prosegue la nostra diretta. Anche con noi potete telefonare come sempre, potete mandare i vostri messaggi. Indipendenza pro e contro. Sapete che si è svolto questa prova referendaria, questa consultazione online che ha visto moltissime partecipazioni, sembra che siano oltre 2.235.000 i partecipanti con un consenso enorme. Comunque, sia veritiera o meno questo tipo di consultazione, non entriamo nel merito specifico delle modalità tecniche che devono essere valutate in corso d'opera, fatto sta che comunque è un plebiscito senza dubbio molto molto interessante, emblematico. Ha destato l'attenzione dei media internazionali, di moltissimi paesi d'Europa, più che mai prossimi alle consultazioni europee, e quindi un interesse crescente nei confronti di questo fenomeno. Una regione che è sempre stata da traino per il resto del nostro paese, dell'Italia, che sembra dire basta con una politica accentratrice di Roma, una politica che sta defatigando tutte le energie di carattere economico e sociale interne. E allora che cosa fare? La proposta indipendenza, che sia stata accolta da molti cittadini, come alcuni hanno detto, come sfogo, come ribellione, come un federalismo inespresso tanto promesso e mai realizzato, come voleto, come vera e propria indipendenza, come tecnicamente è stato più volte detto dai propugnatori, in un modo o nell'altro c'è un qualcosa che si muove. A livello nazionale questo messaggio non viene mutuato, ma a livello territoriale è sentito. Allora, ne parliamo the day after, perché poi tra l'altro ieri si è svolta anche una festa molto importante a Padova, come abbiamo detto, alla Fiera di Padova, con tantissimi migliaia di partecipanti, con Alessio Morosin, che è fondatore peraltro di Indipendenza Veneta e fa parte di tutta la compagine creativa, e ci parlerà poi se è vero che si è creato un partito oppure no, Veneto sì, perché c'è questa un'altra notizia di quest'oggi sui giornali. Esatto. E poi con i nostri, tra virgolette, tecnici. Allora, Gianangelo Bellati, ben ritornati, direttore di Unioncamere del Veneto. Buongiorno. Con dei dati sempre interessantissimi sul federalismo, sulle regioni, come stanno andando, i dati economici, micro e macroeconomici molto interessanti. E ben arrivato anche avvocato Fabio Marino, docente universitario di storia del diritto romano all'Università di Padova. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Buongiorno. Allora, con invece il docente analizzeremo, a parte che è entrato dicendo sono anche io curioso di capire tecnicamente come si strutturerebbe questa proposta di indipendenza dalla viva voce dei creatori, e dopo vedremo anche i suoi punti di vista sotto l'aspetto giuridico, che è cosa che interessa anche a voi telespettatori. La domanda, il titolo è una domanda anche per voi, favorevoli o meno, cosa ne pensate? Potete anche intervenire, non fatevi così in qualche modo impaurire o intimidire dalle figure presenti, perché chiunque può porre anche le domande più semplici. Io direi di incominciare con lei, avvocato, perché vediamo di capire il giorno successivo, un po' tutta una serie di preparazioni, di eventi, comunque anche il plebiscito online è stato significativo, ne hanno parlato tutti. Sì, beh, intanto buongiorno ai telespettatori. La questione è molto sentita, molto importante, è una questione non banale che per introdurla adeguatamente credo, visto la difficoltà che noto anche nella comunicazione, nella stampa, ma anche nella televisione e nella percezione soprattutto degli addetti alla politica, si confonde ancora tra autonomia e indipendenza. Almeno poi si può non condividere la soluzione che io propugno, e questo è normale, ovvio, anzi ci mancherebbe, io sono a difendere chi la pensa diversamente da me, ma vorrei essere legittimato nella mia posizione quantomeno. E quindi chiariamo innanzitutto, onde evitare equivoco nel dibattito, che l'autonomia è una cosa che si chiede e quindi si può dire è intra ordinem all'ordinamento, una cosa che appartiene all'interno. La indipendenza è una cosa che si realizza ed è per sua natura extra ordinem. Il problema è capire se l'indipendenza, che è una realtà extra ordinem, può attuarsi o meno in un ordinamento che noi apparteniamo come veneti, come attualmente siamo inquadrati all'ordinamento giuridico italiano. E quindi questo è il punto. Esistono i presupposti politici, giuridici, io aggiungo storici, attuali per prospettare sul campo una soluzione, un progetto di indipendenza del Veneto? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Ovviamente, siccome sono fondatore e
diciamo, uno degli artefici del progetto. L'ha studiato e ristudiato. L'abbiamo studiato, ci abbiamo anche scritto lei un racconti libro. bene al nostro professore, Sì. che così dopo intanto lui elabora per vedere gli aspetti giuridici, se li condivide o meno. Ci ho anche scritto un saggio che si chiama Autodeterminazione, che ha avuto un notevole successo, anche dei riscontri, dei commenti di giuristi, di magistrati, di opinionisti, insomma, che si sono confrontati sul tema. Noi riteniamo che l'obiezione prima che viene opposta sia un'obiezione sulla quale e sul piano culturale, nelle premesse, che l'articolo 5 della Costituzione, il quale afferma in modo solenne che l'Italia è una indivisibile, sia una norma che non possa essere opposta se non con una visione statica, di costituzionalismo statico, ottocentesco, di immobilismo pericoloso. Una norma giacobina e rigida che noi riteniamo di contestare. La domanda che io faccio per banalizzare, chiedo scusa al professore perché non vorrei banalizzare con lui la cosa, ma per la comunicazione, qui siamo in una televisione a scopo divulgativo, io chiedo, lei pensa ai miei interlocutori che fra 1000 anni ci sia ancora l'articolo 5 della Costituzione? E uno dice, ma probabilmente no. E a chi mi risponde sì, dico, 1000 anni fa avevamo l'articolo 5 della Costituzione? E dice, assolutamente no. Questi due estremi per dire che cosa? Che probabilmente io penso che fra 1000 giorni l'Italia non sia più unita e il Veneto debba essere, quantomeno il Veneto abbia titolo per, col consenso della gente, in modo democratico e pacifico, sulla scorta del diritto interno e del diritto internazionale, in interpretazione congiunta di quelle che sono le disposizioni dell'articolo 10 della Costituzione e della Carta dell'ONU, abbia il diritto di verificare se rimanere o meno ancora aggregato all'Italia. Perché ci siamo entrati 5 anni dopo che l'Italia è nata, siamo entrati nel 1866, l'Italia è nata nel 1861 in forza di una consultazione, quando all'epoca non era ancora codificato nella Carta delle Nazioni il diritto di autodeterminazione, però lo si è esercitato in forza di un dato storico, riconosciuto da quella che era la diplomazia internazionale nel 1866, che impose ai Savoia, cioè questo territorio già repubblica indipendente e sovrana, poi parte dell'impero austro-ungarico, si è autogovernato in modo indipendente e sovrano per 1100 anni, quindi ha una storia che va rispettata. Dovete chiedere il riconoscimento di una soggettività, di un titolo, se vogliamo, giuridico di natura internazionale. Io chiedo se l'abbiamo fatto, l'ha fatto mio bisnonno, Giacomo Morosini nel 1866, ha avuto questa opportunità e non c'era ancora la Carta delle Nazioni Unite. Non possiamo noi oggi fare una cosa del genere? E l'obiezione è quella dell'articolo 5? Mi pare un po' povera. Due esempi sull'articolo 5 e finisco perché, per non introdurre troppe cose. Sempre guardando al passato, non troppo lontano, e al recente. Passato prima della Carta Costituzionale, che nulla c'è di dogma nella storia che valga per i tempi eterni. Quando Carlo Alberto presentò nel 1848 il suo statuto, disse in modo solenne e pomposo davanti a una folla osannante di funzionari e di tributari, cioè questa legge è perpetua e irrevocabile. Oggi non abbiamo lo statuto albertino, vuol dire che il re ha detto una cosa quantomeno che non ha avuto conforto, perpetua e irrevocabile. Un fatto più recente, se vogliamo, non banale questo, vigente la Costituzione, vigente l'articolo 5 appunto della Costituzione italiana. Nel 1975 è stato sottoscritto il Trattato di Osimo, col quale si è stabilito che la zona B di Trieste, territorio a soggettività italiana, quindi popolazione e territorio chiaramente italiano, è stato ceduto per ragioni prettamente politiche, in dispregio di quella che è la norma costituzionale che qualcuno vorrebbe oggi opporre a noi in modo così frettoloso, eppure è stato ceduto. È stato ceduto uno Stato estero. Io sono andato a vedermi, per mia curiosità, quando ho scritto il libro Autodeterminazione, sono andato a vedermi il resoconto degli atti parlamentari in sede di conversione del Trattato di Osimo. Ne ho sentite di tutti i colori. Ci sono persone che sono stracciate le vesti e hanno detto come cediamo una parte del territorio della popolazione a sovranità italiana a un altro Stato. È una bestemmia, è una violazione della Costituzione, dell'articolo 5. Mi fermo qua per non tediare, ma per dare due esempi. Ci ho dato quello del 1848, quello del 1975 e poi il dato culturale. 1000 anni fa non c'era l'articolo 5, fra 1000 anni non ci sarà. Quindi così messa molto in modo semplice e divulgativo. Ma dopo vediamo che cosa eccepisce giustamente alla base anche dei dati storici, ma non solo il professore.
Parola adesso a lei, direttore. Vediamo anche gli aspetti economici, quindi le analisi che voi continuate a fare, quindi delle valutazioni, per capire meglio nel Sì, merito. l'economia si dice è il motore che cambia moltissime cose della nostra vita e quindi anche in conseguenza dell'economia possono cambiare anche le leggi. Io dico solo come proprio anteprima della mia riflessione che sono rimasto molto colpito dai risultati di questo, diciamo, referendum online e dalla potenza che ha il sistema digitale che entra nelle case, dalle case esce fuori, ma anche dai numeri e si può anche parlare di aspetti giuridici, però quello che mi ha colpito più di tutto è l'aspetto proprio politico. Se io facessi politica sarei molto preoccupato perché credo che pochi hanno capito cosa sarebbe successo prima. Quindi il fatto di vedere così tante persone che hanno dato una chiara espressione di volontà è qualcosa che credo che ci dice che molte volte la gente di tutti i giorni, le imprese di tutti i giorni sono lontane poi dalle realtà istituzionali. Perché? Perché le realtà istituzionali cambiano a fatica, rimangono fisse, le leggi rimangono le stesse, il nostro è un sistema abbastanza incrostato, un po' fermo. Ecco. La interrompo solo un secondo, abbiamo una telefonata, poi le ridò subito la parola. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Verona, sono Lucio Chiavegato dell'IFE. Sì, buongiorno signor Chiavegato, ci conosciamo, prego. Sì, ma intanto volevo salutare Morosini in studio e confermare che oltre a ragioni storiche e politiche o anche legali, ci sono molte ragioni in più che ci portano a dire definitivamente addio a questa convivenza obbligata con l'Italia, perché come imprenditori ormai siamo stufi di continuare a subire questa pressione fiscale e questa pressione politica da parte dell'Italia che ormai ci considera né più né nemmeno come una colonia produttiva. Ormai qui vengono in Veneto a prendere il raccolto del Veneto per poi portarlo nell'Italia che vive alle spalle di questa realtà produttiva veneta. Quindi qua ci sono anche ragioni ormai che sono più che culturali, sono ragioni veramente di sopravvivenza. Non possiamo più accettare che ci sia un suicidio al giorno per colpa di questa Italia qua. Non possiamo più accettare che ci siano i nuovi menestrelli della politica. Adesso c'è Renzi, chissà poi chi ci sarà, ormai continuano a proporci il nuovo, ma questa Italia qua è già fallita da anni ormai e quindi a queste promesse qua non ci crediamo più. È ora veramente che se vogliamo salvare il salvabile, perché penso sia anche già troppo tardi, dobbiamo veramente staccare la spina da questa Italia qua, perché non possiamo più permettere che aziende venete che sono l'eccellenza nel mondo in molte produzioni se ne vadano non in Moldavia ma se ne vanno in Svizzera, se ne vanno in Austria, se ne vanno in Slovenia, in posti dove le persone che vanno a lavorare sono accolte con il tappeto rosso. Certo. Invece noi qua accogliamo solo persone che vengono a fare danni e a distruggere la nostra cultura. Quindi noi appoggiamo al 100% tutto il percorso indipendentista, chiunque lo faccia appoggeremo, daremo anche il nostro aiuto perché la gente sta chiedendo questo qua. E quindi autonomia e federalismo non ci interessa più, vogliamo andarcene, siamo stati una grande nazione per 1200 anni e lo saremo ancora perché abbiamo tutte le capacità per farlo. Grazie, la ringrazio del suo contributo. Grazie signor Chiavegato. Interessante tra l'altro anche questo collegamento, sono comunque un gruppo molto consistente di imprenditori perché penso che conosciate, no? Caspita, certo. Ma avremo anche modo di dibatterne insieme anche con voi qui in studio in prima serata presto. Sì, il rappresentante della LIFE ha citato le ragioni di carattere economico. Molto sentite, ecco, diciamo. Sì, ci sono quelle di carattere economico, ma noi ci occupiamo sia del PIL come Unioncamere, come ufficio che si occupa col centro studi dello studio delle congiunture, ma anche non solo PIL, no? Perché noi dobbiamo tenere presente anche molte differenziazioni che riguardano la nostra regione rispetto anche ad altre realtà. Per esempio è fuori di ogni dubbio che c'è anche un grande capitale sociale, un grande senso civico che altrove non c'è e che molte volte nei libri, negli studi viene trasformato in quello che è il tasso
di donazione del sangue, no? Che è uno dei modi anche per identificare il senso civico o meno di una popolazione. Torniamo agli aspetti quelli comunque di carattere economico. Noi abbiamo sempre ricordato che c'è questo trasferimento imponente di risorse dalle casse, diciamo, dal fisco degli italiani del nord, e con particolare attenzione soprattutto al Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, ad altre regioni. E questo trasferimento supera la cifra di 100 miliardi di euro, di cui una parte va ad altre regioni, ma una parte si ferma anche a livello nazionale. Ora, se questi soldi fossero bene gestiti, forse non se ne sentirebbe il problema, perché di investimento ti porterebbe poi un frutto, tu dai una mano e dopo in cambio ne hai un vantaggio, no? Purtroppo invece questi soldi sono stati gestiti malissimo, e quando parlava il rappresentante della LIF di un fallimento del sistema paese, su questo possiamo essere d'accordo, il fallimento di una classe dirigente nazionale che già da fine anni 70 ha accumulato debito pubblico. Allora, se noi guardiamo anche ai dati finali, i dati degli ultimi periodi di tempo, guardate che dal 95 al 2006, vi cito solo questo dato, su questo trasferimento di denaro e su questo spreco del denaro, avevamo all'epoca le riforme Bassanini, che erano un timido forma di decentramento. Allora uno pensa che a livello statale il numero dei dipendenti diminuisca. No, in quel periodo è aumentato di 106.000 unità, mentre a livello degli enti locali, che sono sempre accusati e criticati, è aumentato solo di 25.000 unità. Tutte le spending review vanno a colpire quasi esclusivamente gli enti locali. Adesso attaccheranno anche, l'abbiamo sentito alla stampa, le camere di commercio, perché Infatti. le camere di commercio hanno due caratteristiche fondamentali. Uno, costano molto poco, anche se i rappresentanti della LIF in passato le hanno attaccate, costano pochissimo rispetto a tutte le tasse che l'impresa paga, e soprattutto, secondo aspetto, sono un ente federale. Siccome noi siamo di fronte ad un accentramento prepotente da parte dello Stato, che non c'è stato neanche in epoca fascista, lo ripeto, non è mai successo in epoca fascista un accentramento di questo tipo. Forse i cittadini massimo. non se ne rendono conto, perché No. i media nazionali non lo sottolineano Non lo assolutamente. sottolineano mai Questa è una abbastanza. cosa, anzi, c'è un viene- accentramento, ad esempio quello fiscale fatto negli anni 70 dopo l'analisi delle regioni, è quello che ha provocato poi il debito pubblico, ma i governi centralisti che noi abbiamo avuto nell'arco dell'ultimo periodo di 2 anni hanno aumentato il debito pubblico, e questo nessuno lo dice, per debiti dello Stato hanno come dei 160 miliardi, cioè noi dal debito pubblico che avevamo con la fine del governo Berlusconi, che era arrivato al 122%, stiamo galoppando verso il 135%, ma questo debito pubblico è quantificato sul PIL, quello che noi diciamo aumentato di un 19% circa. Il PIL è aumentato con l'economia nera. Se noi prendiamo il PIL reale siamo al 165%, 1921 avevamo la stessa cifra di debito pubblico, qua. la stessa Ce l'ha come percentuale. server screen, se non sbaglio. 2 anni prima dell'arrivo di Mussolini Madonna. avevamo la stessa È dell'Istituto percentuale di Bruno debito Leoni, quello è pubblico. ufficiale. E sta aumentando costantemente, c'è una cifra che dà Aumenta l'angoscia. velocissimamente, Esatto, no? un attimo solo che c'è un'altra telefonata. Non sarebbe bello metterlo, sì, ma è possibile. vediamo dopo la pubblicità se riusciamo a prenderlo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno, da dove chiama? Da Padova. Prego, dica tutto, signora. Allora, intanto volevo ringraziare l'avvocato Morosin perché ci sta facendo sognare. Il grosso terrore è che resti un sogno. Mi sembra comunque, naturalmente, ho votato io, tutta la mia famiglia e i miei parenti per il sì. Questo mi sembrava, ascoltate, ovvio. Vorremmo, ecco, che non restasse un sogno, più che una domanda, un'esortazione. Abbiate coraggio, come l'avete avuto finora, che il popolo parla poco, come fa di solito il Veneto, però sento gli umori, è molto deciso. Ecco, una riflessione sul fatto della Cassazione da Roma. Ormai non è più è improprio chiamarla Cassazione, veramente, cioè Dracula, ci stanno togliendo la vita, il sangue, tutto, però visto che già la popolazione veneta, e come ritengo che abbiamo dei grossi difetti ma anche grandi meriti, ma con tutta questa emigrazione da tutte le parti, credo che se non facciamo presto e non facciamo un po' di conti con questa immigrazione, credo che il Veneto ormai sia in destinazione di scomparire, perché in effetti, cioè, 5 milioni di abitanti, quelli che hanno votato sono i veneti, naturalmente gli altri 3 non hanno votato sì perché veneti non sono.
Vi ringrazio, Grazie. vi ascolto, buongiorno. Grazie del suo intervento, signora, grazie molte. Prima di andare in pubblicità voglio far finire il discorso al direttore. Ma no, stavamo dicendo appunto che l'aspetto quindi, quello di questa gestione, questa mala gestione delle risorse pubbliche è fondamentale, perché la gente vede che paga un sacco di soldi di tasse e noi questo l'abbiamo analizzato in tutti i modi, e ho visto che proprio guardando anche nel sito che è stato istituito appunto per fare questo referendum, sono stati presi il 90% dei dati economici sono stati presi dagli studi che noi stiamo facendo dal 2006 in poi, perché è dal 2006 in poi che noi abbiamo detto: guardate, l'abbiamo detto anche allo Stato, abbiamo detto ai nostri deputati, stiamo andando molto male. All'epoca non c'era ancora la crisi che stiamo vivendo oggi, ma avevamo capito già all'epoca: guardate, ci stiamo uccidendo. E il suicidio, ecco perché il fallimento di una classe dirigente, il suicidio sta nel fatto che tu porti via le risorse fiscali, quindi le risorse che generi da un territorio, il quale alla fine non è più in grado di essere competitivo, perché non gli dai servizi e gli fai pagare sempre più tasse, quindi distruggi la fase produttiva, la parte produttiva del paese. Ma quando dai questa massa di denaro senza controllo, che invece che essere utilizzata per fare investimenti serve solo per aumentare il numero dei dipendenti pubblici nelle regioni o a livello dello Stato che riceve, tu hai distrutto una parte del paese come un bombardamento, perché la gente vuole andare a lavorare nella pubblica amministrazione, non va più a lavorare a tenere in piedi le imprese, quindi è come un bombardamento che cancella le imprese a favore della pubblica amministrazione. È un suicidio istituzionale, è un suicidio economico. L'abbiamo denunciato nel 2006 e si sta, ahimè, verificando. E dopo abbiamo i mega dirigenti pubblici, come il dirigente Ferrovie dello Stato, eccetera, che minacciano di andarsene, che se ne vadano, se gli abbassano lo stipendio. Abbiamo tanti giovani e non più giovani che non ce la faranno mai, con delle capacità straordinarie, che se ne vanno all'estero, come diceva la nostra telespettatrice, e prenderanno il loro posto, ma insomma a un certo punto che se ne vadano, ma chi li trattiene col disastro che hanno combinato da una parte o dall'altra? Vabbè. Detto questo, andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo e vediamo anche altri aspetti insieme ai nostri ospiti.